Arriva ora il fischio inizio del signor Foscolo. Partiti, primo possesso della Taros con Felipe Silva che apre sulla destra nella zona di Fabio Boi, viene anticipato sul pallone la Valle, batte subito la Valle dentro per Andrea Sanna e si sblocca la gara dello stadio Tarros al settimo minuto, anzi al quinto minuto di gioco. Andrea Sanna recupera la Valle dentro per Andrea Sanna, attenzione alla posizione è regolare, Sanna davanti al portiere, ci mette la punta per la Valle e la Tarros trova il 2-0. Anticipo Sau, controlla Malessoro, recupera la Valle ha un'opportunità per entrare in area di rigore, sistema il pallone sul destro, poi sul sinistro, la chiusura provvidenziale di Simone Sau, Cristian Sanna che spedisce prontamente in avanti dove arriva Andrea Sanna in anticipo su tutti e c'è ancora una grande chiusura di Simone Sau. Si attende la battuta di La Valle, serie di movimenti in area di rigore, La Valle dentro per Tetè che salta indisturbato al centro dell'area di rigore del Taloro. Intanto c'è un giocatore della Taros a terra, cercare Calaresu, lo stop di petto di Calaresu, quindi Tetè, da Tetè ad Andrea Sanna, spazio Andrea Sanna, ci prova con il diagonale, palla debole centrale, nessun problema per Massimo Fadda. Sanna, Panza in avanti a cercare Calaresu, il duello fisico con Martin Castro, Calaresu riesce a colpire con Martin Lavalle. Intanto partiti per il secondo tempo con il Taloro che ha manovrato il primo pallone con un riepilogo delle formazioni. Intanto c'è un cross al centro per Falchi, di testa il Taloro la riapre con Pierpaolo Falchi dopo soli 2 minuti nel corso della ripresa di rigore, poi scarica su Pugedu che la mette al centro, il colpo di testa di Secchi, prova ad alimentare l'azione Azzori che se la stoppa con il tacco, poi se la porta in avanti, entra in area di rigore Azzori converge, mette il pallone sul destro, murato dal ritorno di Sau e ci sarà calcio di rigore. In questo momento Andrea Sanna angola alla perfezione, aveva intuito Massimo Fadda. La battuta di Cabasino e sulla battuta del portiere della Taros arriva il triplice fischio del signor Enrico Foscolo al Comunale di Oristano.